6.000 imprese, un fatturato per 22 milioni di euro e una crisi da superare. Sono i numeri e l'obiettivo di 3 associazioni industriali venete, quelle di Padova, Vicenza e Treviso, da oggi unite in un sistema aperto. Cadono i confini territoriali e gli iscritti dell'Una potranno, a loro scelta e per i vari servizi, rivolgersi a qualsiasi delle 3 sedi. Un memorandum per siglare l'evoluzione di un'esperienza iniziata nel 2012 con la condivisione di alcuni settori di servizi. Da oggi si allarga il perimetro, si condivide tutto. Anziché risparmiare riducendo, di fatto diamo invece servizi in più e diamo una maggior qualità. Quindi senza toccare le nostre associazioni mettiamo insieme veramente delle grandi professionalità. Un unico grande punto di riferimento in un macro distretto che addensa il 65% del valore aggiunto manifatturiero veneto e il 66% dell'export, fulcro per la possibile ripresa del paese. Fusione, dunque, perché no, ma magari più avanti. Siamo pronti per nuovi scenari. Se poi il riordinamento delle province, la costituzione di macro aree dovessero disegnare una geografia diversa che ci porta ad allargare i confini provinciali, noi saremo pronti. Pronti nei giorni in cui è in ballo il futuro del paese, il nuovo capo dello Stato. L'Italia ha delle grandissime opportunità e con una guida forte e capace sicuramente riusciremo anche a metterle in pratica. L'occupazione. Tanto più queste leggi premieranno la flessibilità, il merito, la produttività, tanto più sarà facile anche agganciare a una ripresa economica e quindi a un allargarsi dei nostri fatturati anche delle assunzioni. L'uscita dalla crisi. Io sono convinto che se non ripartiamo in questo momento non ripartiamo più, quindi il 2015 deve essere l'anno della svolta e le nostre imprese comunque che sono già abituate a lavorare su tutti i mercati mondiali credo stiano cominciando a raccogliere questi frutti, quindi io sono molto ottimista per il 2015.